hanno con sé la forza. Che cosa ti ricorda questo passaggio? Visen Aben Ram, è la scritta che c'è su Saffuente, il piatto che è stato suonato poco fa da Maria Antonietta, è custodito nella chiesa di San Nicola di Ottana, di origine gotica, risalente agli inizi del XV secolo. E ovviamente ha questa doppia valenza di significato, dal sacro al profano. Perché? Sì, viene usato per i riti della settimana santa, vengono deposti i chiodi del Cristo. E poi il giorno di Sant'Antonio, il 16 gennaio, viene consegnato dal sacerdote, dal parroco al popolo e inizia il carnevale. Quindi è uno degli oggetti simbolo anche della vostra storia, della vostra cultura. Io prima non l'ho detto nella presentazione, ma lo sanno tutti, che Ottana è anche uno dei luoghi del carnevale, Boes, Merdules, Filonzana. Ecco, c'è questa resistenza, ecco, a dispetto di quella fase dell'industrializzazione che ha un po' caratterizzato alcuni decenni, creando a volte illusione e anche dolore, perché questo è un momento difficile che stiamo attraversando e sicuramente Ottana incarna un pochino anche questo aspetto, ma è la forza di una comunità, di una tradizione non solo che resiste, ma che non è mai venuta meno, e che si esprime col carnevale, che si esprime con le danze, con il canto. Davvero una comunità viva Ottana. Io sono molto contento che stasera siate qua da noi. Beh, il carnevale penso come unico giuballe Saffuente. E vivetelo a Ottana nella sua stagione naturale, però quando capita come con la cavalcata sarda, le manifestazioni dove si può anche esportare la nostra cultura, c'è sempre un'occasione per applaudire un centro come quello di Ottana, che ritroveremo più tardi. A tra poco, dopo la pubblicità.